Questa sera iniziamo un tema grande, ampio. Non ci diamo una scadenza perché è un tema che va preso, come diceva il fratello Toppi, come un buon caffè, poco per volta e approfondito. Parleremo e vedremo insieme il sermone sul monte del Signore. È un tema vastissimo, è probabilmente il più lungo dei discorsi del Signore, continuo, probabilmente di tutti i Vangeli, non ho ben contato, sicuramente il principale dei discorsi del Signore in Matteo, ed è una miniera di insegnamenti. Quindi lo vogliamo vedere piano piano perché è davvero un tema importante. Il tema precedente, per chi era presente negli scorsi 2 venerdì, i paradossi della fede, era preparatorio a questo argomento. Perché quando abbiamo visto i paradossi della fede, se vi ricordate, abbiamo detto che sono principi non di questo mondo, ma del regno di Dio, e funzionano nel regno di Dio. La cosa buona per noi è che il regno di Dio ci ha raggiunti e quindi in questa terra, in questo mondo, in questa società, noi viviamo come cittadini del regno di Dio e il Signore fa valere i Suoi paradossi inspiegabili anche per noi. Ma è preparatorio al tema del Sermone sul Monte, perché il Sermone sul Monte è in realtà il modo in cui Gesù introduce il regno di Dio, spiega il regno di Dio, parla del regno di Dio. E quindi, insomma, è come se spalancasse il cielo, come se facesse vedere il motore che fa funzionare le cose di Dio, in particolare per gli uomini. Si chiama il Sermone sul Monte lo chiamiamo così, perché è un discorso, in realtà non è probabilmente un discorso come noi lo leggiamo nel Vangelo di Matteo, che inizia al capitolo 5, versetto 1 e finisce alla fine del capitolo 7. Probabilmente è un discorso ampio che il Signore fece in più giorni, perché se poi lo vedremo, valutiamo tutti i temi, sicuramente Matteo ha fatto una sintesi di tutto quello che il Signore aveva detto, anche perché noi a volte consideriamo anche le cose che leggiamo nel Vangelo un po' alla maniera occidentale moderna, no? Allora immaginiamo che Gesù sia un oratore, come li intendiamo noi, come posso essere io adesso davanti a voi, cioè una persona in piedi davanti a un microfono che parla a un uditorio, l'uditorio ascolta e l'oratore parla. In realtà Gesù era all'aperto e probabilmente molte cose che noi leggiamo nei Vangeli sono risposte di Gesù e gli evangelisti ci riportano la risposta di Gesù, ma non la sollecitazione, non la domanda. Probabilmente qualcuno nelle persone che erano sedute ai piedi di Gesù per terra, un po' distante, qualcuno diceva e perché succede questo? E il Signore dice guardate il contadino che va al campo. Quindi il meccanismo del discorso nel Vangelo è diverso. E questo ci fa capire che probabilmente Matteo ha preso quello che ha detto Gesù in una dinamica interattiva in cui qualcuno probabilmente chiedeva, mentre Gesù parlava del regno di Dio, qualcuno magari pensando al suo caso, qualcosa che aveva in famiglia, fa una domanda riguardo ai nemici, riguardo al ripudio della moglie, riguardo all'omicidio, all'adulterio, e Gesù risponde e dà questi insegnamenti.
ma in tutto questo Gesù apre il cielo e spiega che cosa significa quando lui dice il regno di Dio è giunto fino a voi. Facciamo un'introduzione, andiamo avanti di una slide, abbiamo preparato con il talento dei nostri giovani delle belle slide, così anche se io vi annoio, almeno guardate le slide e siete meno annoiati. Andiamo avanti, facciamo vedere tutti questi punti. Il Vangelo di Matteo si organizza in questo modo, c'è un'introduzione che è l'avvento di Gesù, quello che conosciamo, quello che stiamo vedendo anche adesso nel periodo della Natività, la conclusione che è la passione di Cristo e la resurrezione, e in mezzo c'è tutta la narrazione di Matteo. La cosa interessante del Vangelo di Matteo è che tutta la narrazione centrale si organizza in mezzo a 5 grandi discorsi di Gesù. Il primo è il Sermone sul Monte, il secondo è il discorso ampio che Gesù fa ai discepoli, vi ricordate quando li manda a 2, se voi ci fate caso, il Signore non dice adesso vi formo le coppie e andate, inizia a parlare il Signore, dice andate, scuotete la polvere dai vostri piedi se non vi ricevono, vi perseguiteranno, non sta parlando solo di quel momento di missione, ma sta parlando del mandato che avrebbe dato ai suoi anche nel futuro. Poi il capitolo 13 è l'ampio discorso sulle parabole del regno, ce lo ricordiamo, il regno dei cieli è simile a una rete che un pescatore getta, è simile a un campo che un uomo acquista e ci trova il tesoro, è simile a una perla e così via, le zizzanie, le parabole del regno. Poi nel capitolo 18 c'è un discorso sulla Chiesa, lo chiamiamo così perché qui compare l'unica volta nei Vangeli il termine Chiesa. Però Gesù poi parla in modo ampio della comunità, per esempio se vedi un tuo fratello che sbaglia, parlagli in privato, se vedi che non ti vuole ascoltare, porta dei testimoni e così via. E poi capitolo 24 e capitolo 25 è il grande sermone escatologico, quando il Signore inizia a parlare degli ultimi tempi. Non vedrete pietra su pietra di questo tempio che non sarà diroccata, e poi parte nel capitolo 25 con le parabole, quella dei talenti, quella delle 10 vergini e così via. Quindi questi sono i 5 grossi sermoni, discorsi che il Signore fa. In mezzo a questi discorsi poi Matteo racconta dei miracoli di Gesù, di quello che Gesù fa, perché l'intento di Matteo è provare attraverso le scritture dell'Antico Testamento che Gesù è il Messia che doveva venire. Ecco perché riporta ampi discorsi di Gesù, perché poi lui li appoggia a diversi passi dell'Antico Testamento. Infatti era scritto, così sta scritto. E in questo modo Matteo dimostra che Gesù era quello che doveva venire e che gli ebrei non riconobbero e non hanno ancora riconosciuto. Ma il primo di questi discorsi è il Sermone sul Monte. Questo discorso, dicevo, parla del regno di Dio. In altre parole, se noi fotografiamo questi 3 capitoli, noi sappiamo esattamente come funziona il regno di Dio, sia in cielo, adesso lo vedremo forse se ce la facciamo stasera, sia in terra. Gesù spiega come stanno le cose, in modo da far capire che quello che lui è venuto a fare non ha lasciato poi al nostro sentimento, a come ce la sentiamo di fare noi o se ci sembra buono qualcosa o no, dicendo alla fine penso che Dio vorrà così. No, il Signore spiega esattamente come funziona il suo regno e chi vuole entrare in quel regno deve entrare in questi meccanismi, chiamiamoli così, in queste dinamiche, in queste leggi. E così spiega il Signore. Andiamo avanti di una slide. Quindi lo scopo è spiegare
il funzionamento del regno dei cieli. Regno dei cieli è un'espressione che usa spesso Matteo. In altri Vangeli abbiamo anche il regno di Dio, ma in particolare Matteo usa l'espressione regno dei cieli. A chi è rivolto questo discorso? Lo leggiamo, per esempio, nel capitolo 4 di Matteo. Vi invito a tenere le vostre Bibbie aperte. Per tutto questo studio leggeremo anche altri versetti biblici, ma ovviamente il nostro testo è Matteo, capitolo 5, capitolo 6 e capitolo 7, è tutto un unico discorso. Ma nel capitolo 4 iniziamo un po' a localizzare. Nel capitolo 4 noi vediamo che Gesù è in Galilea, è in quella fase del suo ministero in cui lui gira un po' tra Nazareth e Capernaum. Non è la fase dove va in Siria e va in Perea, non è la fase in cui scende in Giudea, rimane nei dintorni di Nazareth e tra Capernaum. Tra l'altro questa foto che vedete sfocata, magari se mi fai arrivare alla prima, alla copertina. Ecco, questa fotografia qui, secondo molti, è il luogo o la zona del monte, del sermone. Quindi siamo nei pressi del lago, che è lì dietro, c'è questo altopiano e probabilmente Gesù o qui o in una zona simile ha tenuto questo discorso. Ma questo visto che ce l'abbiamo come sfondo, almeno voi ce l'avete e lo vedete. Dicevo, il contesto è questo. Gesù nel capitolo 4 di Matteo chiama i primi discepoli, chiama Pietro, Andrea, poi i figli di Zebedeo, e quindi inizia a radunare i suoi discepoli. E mentre lui li raduna, inizia a fare da maestro e predica, le folle vanno a lui perché lui inizia a compiere miracoli, ci dice il capitolo 4. Leggo dal verso 23. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno. Quindi adesso quando leggeremo i versi biblici, drizziamo le antenne ogni volta che Matteo usa questa espressione, o anche altri scrittori, il regno, perché di questo stiamo parlando, del regno di Dio. Guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. E la sua fama si sparse per tutta la Siria. Si recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. E poi il capitolo 5 inizia dicendo: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. E i suoi discepoli si accostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, insegnava loro. Quindi il contesto è questo, un sermone, una serie di discorsi che il Signore inizia principalmente per i suoi discepoli, ma in reazione a quello che sta succedendo. I discepoli vedono una cosa strana, vedono che folle da tutte le parti arrivano, perché stanno vedendo quest'uomo che guarisce, che fa miracoli, che parla come nessuno ha mai parlato. E quindi questi discepoli sono sbalorditi perché è diverso da tutti gli altri, è diverso da Giovanni Battista, che non fece mai un miracolo, è diverso dai vecchi profeti. Gli ultimi profeti della storia di Israele, 400 anni prima, non erano profeti di miracoli, erano profeti di parola. Isaia, Geremia, gli altri profeti che conosciamo. Questo è diverso. Arrivano gli indemoniati e vengono liberati. Arrivano i malati e vengono guariti. Egli riceve tutti e parla a tutti, ha una parola per tutti. E quindi i discepoli si rendono conto che il loro maestro è di più di quello che loro avevano immaginato. E Gesù se ne rende conto.
E allora inquadra tutto e dice: venite qui. E allora va su questo monte, mette intorno a sé i discepoli si accostarono a lui, e ovviamente per discepoli non dobbiamo intendere soltanto i 12. I 12 sono i discepoli che poi il Signore chiamò apostoli, ma sappiamo dalla Scrittura che Gesù aveva tanti discepoli. Per esempio, quando muore Giuda, Atti degli Apostoli, i primi capitoli, noi leggiamo che gli 11 scelsero tra 2 uomini che erano stati con loro fin dal principio. E quindi noi scopriamo che c'erano altri insieme ai 12 che già dall'inizio avevano seguito Gesù. E altri ancora, a un certo punto Gesù manderà non solo i 12 in coppie, quindi 6 coppie, ma manderà 70 sempre a coppia. E li prese dai suoi discepoli, quindi erano sicuramente più di 70. E poi le folle arrivavano e si misero intorno ai discepoli, e Gesù lo possiamo immaginare un po' al centro, no? Al centro, i discepoli intorno e poi la folla tutta intorno. Quindi questo discorso che Gesù fa è un discorso che parla del regno di Dio ed è rivolto ai discepoli e alle folle. Quindi è un discorso ampio che intanto prepara chi ha fede in Cristo e poi anticipa a chi ancora non ha fede in Cristo che cosa vuol dire entrare nel regno di Dio. Questo senso di questo discorso è importante anche per noi, fratelli. E tante volte noi viviamo la nostra fede come un nostro vivere nel mondo e Gesù è quell'accessorio formidabile che ci aiuta quando siamo in difficoltà. Non è questa la fede cristiana. Non è vivere nel mondo con un buon aiuto, migliore degli altri. La fede cristiana è entrare nel regno di Dio, vivere nel regno di Dio rimanendo ancora qua giù. È un'altra cosa. Se non è questo la fede cristiana, la nostra è una religione. È una religione. Abbiamo aderito a qualcosa che ci sta bene, che un po' ci parla al cuore, che un po' ci fa sentire a posto, ma non è questa la fede cristiana. La fede cristiana è entrare nel regno di Dio, è vivere nel regno di Dio pur essendo qua giù. E quindi Gesù, per forza di cose, doveva introdurre la sua predicazione, il suo ministero così, per mettere in chiaro quello che lui doveva fare. Andiamo avanti. Allora, questo è il sermone sul monte riassunto. L'ho diviso così. L'ho fatto io, poi magari se voi trovate altri studi o altre cose troverete altre divisioni, però i temi sono questi. Primo grande tema sono le beatitudini e il secondo tema è il famoso brano "Voi siete il sale della terra, la luce del mondo". E questi 2 temi, insieme al primo punto del terzo, sono l'introduzione. Gesù introduce, dice chi sono quelli che abitano il regno. Lo fa subito così e poi inizia a sviscerare il terzo tema, Gesù e il compimento della legge. E cosa fa Gesù per dimostrare che lui è il compimento della legge? Prende alcune leggi di Mosè e le spiega lui, infatti andrà oltre. E quindi questo terzo tema si articola, intanto Gesù dice io sono venuto non ad abolire ma a completare. E poi prende queste leggi, non uccidere, non commettere adulterio, la legge sul ripudio della moglie, la legge sul giurare il falso, l'occhio per occhio e ama il tuo prossimo. Fa questi esempi il Signore. Poi c'è un altro grande tema che è quello del rapporto personale
con Dio. Ed si articola in 3 punti. E noi li identifichiamo perché Gesù li introduce così: è colui che vede nel segreto. 3 volte, su 3 principi. Colui che vede nel segreto. E parla dell'elemosina, parla della preghiera e parla del digiuno. È colui che vede nel segreto. E sta parlando di un nuovo status che non esiste sulla terra. Un uomo può avere comunione profonda con Dio. Questo avviene solo nel regno di Dio, nel regno dei cieli. Poi c'è un quinto tema: cercare prima il regno di Dio. Quindi il rapporto che gli abitanti del regno di Dio hanno con le cose del regno della terra. È il famoso brano "Dov'è il tuo tesoro?", lo vedremo, e poi le ansiose preoccupazioni. Poi al capitolo 7 il Signore inizia a introdurre delle lezioni sull'umiltà e lo fa mettendo in contrasto l'orgoglio, il voler apparire di chi umile non è. E allora parla del non giudicare, di chiedere per i propri bisogni, la regola d'oro, non ve la dico, quando ci arriveremo, se non la sapete a memoria la vedremo insieme, è la porta stretta e la via angusta. E tutte queste cose alla fine il Signore le chiude con il principio: mettete in pratica. Che se voi ascoltate ma non mettete in pratica, non servirà a nulla. E lo fa con 2 esempi. Il primo è: ci sono molti che si riempiono la bocca del mio nome e dicono che sono questo, che sono quello, che fanno questo, che fanno quello, ma non hanno messo in pratica questo che io ho appena insegnato. Io li caccerò fuori, io non li riconoscerò. Ma voi, dirà il Signore, dovete essere come un uomo che costruisce sulla casa, e quando verranno i venti e faranno impeto, quella casa non crollerà. Quindi il mettere in pratica. Questi sono i grandi temi del Sermone sul Monte. Comprendete che questi temi non si possono esaurire in 1 o 2 sere. Noi leggeremo il Sermone sul Monte, lo commenteremo, lo guarderemo insieme e trarremo da questo meraviglioso discorso del Signore tutte le lezioni per noi. E comprendete anche dagli argomenti che davvero ci sarà proprio necessità di fermarci. Andiamo avanti ancora di una slide, perché c'è in Luca un discorso di Gesù che sembra simile. In realtà non lo è. Intanto Luca dice che il Signore non salì su un monte, ma si trovò in una zona pianeggiante quando fece il discorso che Luca riporta. È un discorso sicuramente più breve, è un discorso che non dura 3 ampi capitoli, ma 30 versetti. In Luca, capitolo 6, voi lo trovate. Ci sono delle differenze. Per esempio, in Luca il discorso di Gesù non cita neanche un punto della legge. Ci sono diversi motivi per cui ci sono queste differenze. Uno è che, per esempio, Matteo, l'abbiamo detto prima, si concentra sulla legge, si concentra sull'Antico Testamento, perché lui deve dimostrare che Gesù è colui di cui ha parlato Mosè, di cui hanno parlato i profeti. Luca non ha questo intento. Luca è molto più pratico. Nel Sermone sul Monte Gesù parla di aspetti spirituali, parla del cuore. Quando parla, per esempio, dell'omicidio, dell'adulterio, il Signore andrà oltre, dirà: non è che devi uccidere una persona con un pugnale o devi tradire carnalmente tua moglie per non essere a posto col regno di Dio, perché ti basta che tu disprezzi un tuo fratello o ti basta che tu desideri un'altra donna nella tua mente per essere già fuori dalla volontà di Dio. Quindi
il Signore guarda ad aspetti spirituali nel Sermone sul Monte, in Luca è invece molto più pratico. Se avete la curiosità di leggerlo e confrontarlo, lo noterete. E poi ci sono diversi altri spunti, che per esempio non è lo stesso periodo del ministero di Gesù. Ci sono altre differenze. Questo ci permette di sapere che ovviamente il Signore alcuni insegnamenti li ha ripetuti e li ha applicati. Ecco perché non sempre ha detto esattamente le stesse cose, ma forse ha insegnato un principio, l'ha insegnato in Galilea, poi avrà voluto insegnarlo in Samaria, dove andava a predicare, e coglieva il punto del contesto in cui si trovava, o di un'occasione, di una parabola, di una domanda, e faceva lo stesso insegnamento dando un'applicazione diversa o concentrandosi su aspetti diversi. Ecco perché non ci sconvolge il fatto che ci siano due discorsi che sono simili ma anche con delle differenze. Questa è la grande introduzione che volevo farvi del Sermone sul Monte. Vogliamo iniziare? O qualcuno ha qualche domanda? Grazie, che se già c'erano le domande all'inizio iniziavo a preoccuparmi. Domande credo che ne verranno parecchie, forse anche così nell'introduzione. Gesù inizia questo discorso con il passo che chiamiamo delle beatitudini. Lo leggiamo insieme, tenete le vostre Bibbie aperte. Capitolo 5, versetto 1. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Così inizia Gesù. Così. Introduce il regno con delle considerazioni. Fatemele vedere un po' così. Come se il Signore sta pensando a voce alta. Sta vedendo delle cose. Sta vedendo qualcosa che non è ancora lì sulla terra. Sta guardando il regno di Dio. E sta guardando i cittadini del regno di Dio. È come se uscisse fuori in un'esclamazione, inizia a parlare così, vede le folle, vede i discepoli e inizia a dire: beati i poveri in spirito, beati i mansueti, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore. E inizia a fare questa fotografia. Allora, quello che Gesù dice in questo primo brano di questo sermone non è nulla che ha a che fare con la terra. Non sta parlando della nostra vita qua giù. Sta parlando del regno di Dio nella sua gloria. E quindi è come se il movimento che Gesù disegna quando fa questo discorso è dall'alto verso il basso. Perché funzionerà così, lo vedremo. Intanto parte dal cielo, dalle beatitudini,
E dice il regno di Dio è abitato da queste categorie di persone che stanno lì. Ma il regno di Dio è giunto a noi e queste persone che fanno parte del regno di Dio, quando arrivano a terra, succede questo, e lo vedremo nel prossimo brano. E poi dice, per spiegarvi perché succede questo, il regno di Dio funziona così. E inizierà a spiegare legge per legge ogni punto. Quindi parte dall'alto e poi lo applica al nostro mondo così. E le beatitudini sono questa esclamazione del Signore. Intanto dobbiamo dire, andiamo avanti, fai vedere tutti i punti. Le beatitudini non sono delle esortazioni, sono delle affermazioni. Mi spiego. Gesù non sta dicendo, se tu sarai povero di spirito, allora avrai il regno dei cieli. Se tu sarai afflitto, avrai uno spirito contrito, allora sarai consolato. Se tu ti sforzerai di essere mansueto, allora avrai la terra. Se tu cercherai di amare la giustizia, desiderare la giustizia, allora tu sarai vendicato dal Signore. Se tu farai il misericordioso, allora ti sarà fatta misericordia. Se tu cercherai di essere puro, allora vedrai Dio. Non sono esortazioni. Le beatitudini sono affermazioni. Sta dicendo, ci sono delle persone che sono così. Sono quelli che appartengono al regno di Dio. E questo è un insegnamento per noi. Se noi vogliamo sapere se siamo dentro il regno di Dio, se ne facciamo parte, questo dovrebbe essere il nostro identikit. Qualcuno ha detto che un po' nell'interpretazione che si fa delle 7 chiese dell'Apocalisse, che le beatitudini rappresentano gli aspetti del credente, che un vero credente, un vero cittadino del regno di Dio è così, in tutti gli aspetti. No, non è che c'è solo il povero di spirito, ma il povero di spirito non è misericordioso, o il puro di cuore non è mansueto. No, sono tutti aspetti che possono essere descritti anche con il frutto dello spirito, se volete. Altri invece interpretano le beatitudini in maniera progressiva e dicono che rappresenta un po' il cammino del cristiano, perché la prima beatitudine è la beatitudine che ci apre la porta alla grazia. L'ultima beatitudine è quella di un credente che per le sue scelte, quindi è radicato nella fede, soffre per il Signore. E allora molti hanno visto nelle beatitudini la progressione del cammino cristiano. Scegliete voi, basta che ce le abbiamo tutte. E Gesù sta dicendo, beati sono questi che abitano il regno di Dio. Beati. E perché sono beati? Perché per loro sono previste delle cose, riceveranno delle cose, perché sono così. Ripeto, non sono esortazioni, non è che ci dobbiamo impegnare. Chi è nel regno di Dio è così. Ecco perché il Signore dice beato. Il senso è un po' quello che usiamo noi quando diciamo beato. Non so, beato te che hai 1 milione di euro, che ti puoi permettere un jet privato. Non è che diciamo, guarda che se avrai 1 milione di euro, allora potrai permetterti un jet privato. No, noi stiamo semplicemente constatando una condizione. Beato te che hai un jet privato. Beato te che hai questa caratteristica e quindi puoi fare questo. Non stiamo dicendo sforzati così potrai fare questo, stiamo constatando. Lo stesso sta facendo Gesù. Beati voi che siete poveri di spirito.
perché vi è riservato qualcosa che agli altri non è riservato. Felici voi che siete mansueti, perché c'è un premio per voi. Benedetti siete voi che siete puri di cuore, perché vi è riservata una ricompensa straordinaria. Il Signore sta facendo, come dire, dei complimenti, si sta rallegrando, sta dipingendo la bellezza di chi vive nel regno di Dio. Queste sono le beatitudini. E molte di queste beatitudini si agganciano all'Antico Testamento. E ovviamente è il modo di Matteo, no? di raccontare la storia di Gesù. Perché molte di queste beatitudini sono la prova dalla bocca del Signore che le promesse di Dio si sarebbero avverate. Adesso la vediamo insieme. Ed è interessante che molte di queste beatitudini poi spiegano bene quello che dirà il Signore dopo. Per esempio, beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Ma i mansueti sono quelli di cui Gesù poi dirà, per esempio, porgi l'altra guancia. Conosciamo bene nel Sermone sul Monte. E sta parlando dei mansueti, sta parlando degli abitanti del regno di Dio. Oppure, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. E il Signore dirà, se tu dirai raca, perché hai odio nel tuo cuore, se tu guardi una donna per desiderarla, non fai parte del regno di Dio, perché i puri di cuore fanno parte del regno di Dio. Oppure, beati quelli che si adoperano per la pace. Il Signore dirà a un certo punto, se il tuo nemico vuole fare un miglio con te, tu fanne due. Cioè, procaccia la pace e così via. Poi magari avremo modo di vederlo appena ci arriviamo. Quindi sono affermazioni di gioia del Signore, beati voi, beati voi. Ed è quasi un po' come ingolosire, no? Quelli che ascoltano. Ma effettivamente perché il Signore dice che queste persone sono felici? Che cos'è questo regno? E poi Gesù dirà, adesso ve lo spiego che cos'è. Piano piano poi lo farà. Quindi vediamo queste beatitudini, ci proviamo. La prima, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Allora, appoggiamo questa beatitudine a un verso di Isaia. Qualcuno lo legga cortesemente. Isaia 57, versetto 15, per spiegare chi sono i poveri di spirito. Infatti, così parla colui che è all'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Io abito nei luoghi altissimi, ma sono vicino a quello che è umile di spirito. Sembra quasi un'espressione parallela, povero di spirito, umile di spirito. Luca non dice povero di spirito, dice povero. Si sofferma sulle categorie disagiate, è più pratico Luca. Matteo parla di poveri in spirito. Il povero in spirito è colui che si sente inadeguato, è colui che si sente povero, che sente di non avere in sé nessuna forza, nessuna capacità, si sente bisognoso, si sente schiacciato, si sente contrito, si sente umiliato, sente di non avere la dignità di alzare il proprio capo, è povero in spirito. Ed è la condizione unica per la quale un'anima può essere salvata.
fino a quando un uomo, una donna non si sentono poveri in spirito, non possono essere salvati. E questo deve farci comprendere. Ecco perché questa è la prima beatitudine, è la porta per entrare nel regno dei cieli. Questo ci deve far comprendere che l'esperienza autentica col Signore, l'ingresso nel regno di Dio, non è perché amiamo Gesù, ma perché abbiamo compreso la nostra condizione di povertà in spirito, di prostrazione. Ma beati quelli che hanno compreso la loro condizione spirituale, perché il regno dei cieli è loro, il cielo è loro, la salvezza è loro, il regno di Dio appartiene a quelli che si sentono poveri in spirito e quindi gridano al Signore, perché non dicono io sono capace di andare avanti da solo, io ho capito tutto, io sono sufficiente a me stesso. No, piuttosto è colui che si batte il petto. Noi possiamo prendere l'aggancio ai discorsi che farà il Signore riguardo alla preghiera, il fariseo che prega davanti a tutti, si mette nelle prime file, in piedi, così tutti lo guardano. Il Signore dirà, ma tu vai nella stanza segreta a pregare e lì apri il tuo cuore davanti a Dio, dimostra la tua povertà di spirito e il Signore questa attitudine, l'Altissimo che abita i luoghi altissimi, ti raggiungerà e ti farà grazia. Beati i poveri in spirito. Gesù dirà tante volte che Lui è venuto per i malati, è venuto per quelli che non si sentono giusti, e piuttosto si sentono perduti, sentono poveri dentro e non hanno nulla, nulla da dare, nulla da dire, niente da fare. E allora gridano con tutto il loro cuore al Signore e trovano il regno dei cieli. Questa è la prima beatitudine. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. E questo è agganciato alla prima beatitudine, ma va anche un po' oltre. Beati quelli che sono afflitti sicuramente per la loro condizione. Beati quelli che fanno cordoglio. Beati quelli che non disprezzano il piangere davanti al Signore, il sentirsi pentiti davanti al Signore. Beati quelli che non sono insensibili alla bruttezza del peccato, al sentirsi lontani dal Signore. Vi ricordate per esempio Davide quando Nathan gli dice sei tu quell'uomo che ha preso quell'agnellino che aveva quel povero pastore e l'ha preso per sé. Sei tu che hai peccato davanti al Signore. E Davide si prostra davanti al Signore, fa cordoglio per il suo cuore, per la sua anima, chiede perdono a Dio. Scriverà il bellissimo Salmo 51. Signore, non togliermi la gioia della salvezza. Beati quelli che sono afflitti. Ma ancora va un po' oltre questa beatitudine e dice che beati quelli che sono anche afflitti, sentono il dolore per il male che esiste nel mondo, per le ingiustizie, per le difficoltà di vivere in un mondo malvagio e senza Dio. Qualcuno legga Isaia 61, versetto 1. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri. Per fasciare il cuore spezzato, per consolare. Attenzione, le beatitudini, quando Gesù dirà perché questo riceverete, sono proiettate in avanti. Il Signore non sta parlando di questo tempo, sta parlando del suo ritorno, sta parlando del millennio e sta parlando del suo regno in gloria nei cieli. Quindi non sta parlando di adesso. Quindi il Signore ha ben chiara la prospettiva. Beati voi. E lo dirà tante volte nel Sermone sul Monte. Non vi attaccate a questa vita come se doveste vivere
1000 anni qui, allora dovete cercare di stare bene qui, e se vi ammalate vi sconvolgete perché volete stare sani, e se non avete le cose necessarie vi sconvolgete perché volete il benessere. Non vi aggrappate a questa vita, perché beati sono i cittadini del regno, perché si sta preparando per loro qualcosa di straordinario. Per voi è il regno dei cieli e voi sarete consolati. C'è scritto in Apocalisse che il Signore asciugherà le lacrime dei suoi alla fine dei tempi. Voi sarete consolati. Ancora, beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Leggiamo Salmo 37, verso 11. Ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. Ora, qualcuno ha mai sentito qualche gruppo pseudo-religioso parlare della tanto famosa eredità della terra? Loro si basano la loro dottrina che li fa sperare su questi versi. Salmo 37 e questa beatitudine. Ma voi sapete perché i testimoni di Geova hanno tutto questo successo? Voi direte, perché sono nella verità. Speriamo che nessuno lo dica. Sono in Italia, solo in Italia, sono il triplo del mondo evangelico. Non dei pentecostali, del mondo evangelico. Sono il triplo. A spanne gli evangelici in Italia sono intorno ai 170.000. Tutti gli evangelici. Poi ci sono delle opere etniche oppure straniere, quindi gruppi magari che parlano la loro lingua, di quelli non abbiamo i numeri. Testimoni di Geova sono 550.000 in Italia. Sapete perché hanno questo successo? Uno dice, ma è platealmente falso quello che dicono, com'è che sono molti di più? Perché danno certezze. Le certezze che la Chiesa dovrebbe trasmettere con una vita nel regno dei cieli. Invece siamo ancora a litigare, perché siamo ancora vanitosi, perché siamo ancora egoisti. Il mondo queste cose le percepisce a pelle, che assomigliamo a un mondo senza Dio. Perché dovrebbe? I testimoni di Geova danno certezze a persone che non hanno successo nella vita. Dicono, se tu fai questo e questo, compreso compilare registri di ore spese nelle strade, mettendo minuto di inizio, minuto di fine, compilando un certo numero di ore, eccetera. Se tu fai questo e questo, tu avrai una villetta su una collina nell'Arkansas, perché la terra è per te. Allora, indipendentemente da quello che uno dice, se ti dà una certezza, tu lo segui. Se certezze tu non hai, se sei nella confusione, se uno ti dice, guarda, il mondo è già di per sé complicato, tu fai queste cose, di queste cose, credi queste cose, e tu avrai questo. È una formula. E uno che è sconvolto dice, ma io ci provo e lo faccio. Dio invece, questo spiegherà Gesù nel Sermone sul Monte riguardo al regno di Dio, vuole una relazione autentica, che è più impegnativa, che il Signore dirà, avete letto che è scritto non giurare il falso, ma io vi dico, non giurare affatto. Vivi in un modo autentico. Sii uomo di parole, il sì sia sì, il no sia no.
E devi essere così autentico che tu non hai bisogno di dare più forza, come ogni tanto diciamo noi, questo è molto importante. Perché devi dire molto importante? Se sei una persona che sanno che dice cose importanti, non hai bisogno di rimarcarlo. Quello che dice è importante. Oppure ti posso garantire, ti devo assicurare. Perché dobbiamo usare questa espressione? Perché temiamo che qualcuno non prenda per garantito quello che noi diciamo. Oppure te lo giuro. Perché il Signore dice, la tua vita deve essere così autentica che si deve capire che tu appartieni al regno di Dio. È un po' più profondo. È più facile dire, faccio il compitino, metto questi 3 foglietti qui e avrò la mia villetta sul lago di Como. Funziona così. Ecco perché funziona questa predicazione dei testimoni di Geova. E loro dicono, erediterai la terra, ma non ci pensare al cielo, cos'è l'eternità? Questo Dio che sarà il sole della città, che vuol dire? Che vuol dire? A me basta un bel sole splendente nel mio giardino di verde fiorito, dove cresceranno tutte le piante anche del mio giardino di casa mia. Lascia stare questa eternità, questo Dio che non si può conoscere con una luce inaccessibile, lascia perdere. Avrai il tuo ruscelletto, non avrai bisogno di prenderti il cane, perché avrai il leone, lo metti al guinzaglio insieme al lupo, saranno tutti felici e ti leccheranno la faccia, ti faranno le fusa, non ti preoccupare, questo avrai. E dice, sì, io questo voglio. Dio non lo voglio neanche capire, non lo voglio neanche comprendere. A me basta che sto bene, non avrò più la malattia, che sarò felice come la famiglia del Mulino Bianco e mi daranno la mia casetta lì e non ci sarà più uno che mi confisca i beni per le tasse. Vivrò così, accetto. Così funziona. Ma il Signore qui non stava dicendo questo. Beati i mansueti perché erediteranno la terra. Ci sarà un tempo in cui, dirà il Signore, tu sei stato mansueto adesso, che è il contrario del mondo attuale, dove per sopravvivere o per vincere devi sgomitare, altro che mansueto, devi far vedere i denti per andare avanti. Tu sei mansueto, perché ti renderò io governante con me nel millennio. Tu erediterai la terra, perché tornerai con me. E tutti vedranno che non hai sbagliato a seguirmi, a seguire colui che è mansueto e umile di cuore, a somigliare a me, perché io vincerò e tu vincerai con me. Beati mansueti. Voi che li disprezzate, questi mansueti, io vedo una cosa che voi non vedete, dice Gesù. Vedo i mansueti e dico, beati loro, che hanno deciso di essere come me, perché loro governeranno con me. Ancora, beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. E qui non sta parlando di vendetta il Signore. Qui non sta parlando di vendetta. È sempre proiettato dopo. Chi ha sete e fame di giustizia la troverà in Cristo. Quando sarà venuto lo Spirito, dirà Gesù, egli convincerà quanto al peccato, vi ricordate? Quanto alla giustizia e al giudizio. Ma leggiamole, chiudiamo così questa sera. Leggiamo cosa dice Gesù riguardo a... Poi lo spiega Gesù stesso in Giovanni. Quando verrà lo Spirito vi convincerà. Lo prendo e poi concludiamo. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me, quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Cosa vuol dire convincere la giustizia perché me ne vado al Padre e non mi vedrete più? Gesù sta dicendo, io ho predicato per 3 anni e mezzo e non mi hanno creduto, ma io ho detto che il Padre è con me
che io vengo dal Padre e faccio l'opera sua. Mi crocifiggeranno e penseranno che ero un ciarlatano, ma il terzo giorno risorgerò e molti mi vedranno ascendere al cielo. E allora si convinceranno che quello che io ho predicato è giusto. Non ci hanno creduto prima, ma quando mi vedranno andare al Padre, capiranno che la giustizia è in me, che ho detto la verità. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché la vedranno in Cristo. E quando chiudiamo ancora con Filippesi capitolo 2, il tempo della grazia si concluderà. Paolo dice: affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Allora chi è affamato e assetato di giustizia, quando vedrà la gloria di Cristo, alla fine, vedrà tutti quelli che non hanno creduto, tutti quelli che sono stati ingiusti, tutti quelli che hanno calunniato il Signore e la sua Chiesa, tutti quelli che sono stati malvagi, quelli che sono stati disonesti, sono stati senza Dio, li vedranno tutti inginocchiati ai piedi di Gesù. E sarà saziata la fame e la sete di giustizia quando vedranno la gloria del Signore, del Re giusto. Quindi sono tutte esclamazioni proiettate al futuro. Mi fermo qui, poi proseguiremo e concluderemo la prossima volta. È solo un'introduzione, ma è un'introduzione in cui il Signore parte forte, apre la tenda e fa vedere la gloria del cielo. Guardate di chi vi sto per parlare, guardate il regno che vi sto per descrivere. Beati quelli che ne fanno parte. Io più li vedo e più mi rallegro, perché è un popolo felice che ha il premio della presenza di Dio e delle sue promesse.